Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali di oggi. Influenza guasta feste, molti siciliani a letto che non hanno potuto festeggiare il Capodanno con parenti e amici, ambulatori medici e farmacie presi d'assalto per i numerosi casi. Il mese di dicembre appena trascorso sarà ricordato come il meno piovoso degli ultimi 102 anni. I numeri del Servizio Meteorologico Regionale registrano dati simili solo nel 1921. Anziana trovata morta in casa ad Agrigento. A lanciare l'allarme sono stati i vicini. Una ferita alla testa della donna e la porta dell'abitazione danneggiata fanno ipotizzare una rapina finita male. Morire sul lavoro, Sicilia maglia nera, si muore soprattutto nei cantieri edili. Catania e Palermo le province con più vittime, un dato in controtendenza rispetto al resto del paese. Caro voli, c'è un piano per nuovi sconti. Dopo i bonus per Roma e Milano, la Regione prepara altri ribassi da Catania e Palermo verso i principali scali del nord. Capodanno a due facce a Palermo, folla spensierata in piazza Ruggero VII per il concerto di Elodie, paura in periferia per i roghi dei cassonetti. A Messina la notte di Santo Stefano, petardi contro la polizia. E dopo le grandi abbuffate delle feste è ora di fare conti con la bilancia. Al nostro TG i suggerimenti del professor Calabrese. Feste a letto con la febbre per molti siciliani, ambulatori medici e farmacie presi d'assalto per i numerosi casi di influenza e Covid che hanno guastato i festeggiamenti a tante famiglie. Emanuela Corsi. Casi di influenza ce ne sono stati quest'anno? Pieni siamo, in famiglia tutti pieni, 39 mesi, Natale e Capodanno. Tanti casi, io ancora sono raffreddato, vengo da un'influenza. Quindi vacanze a letto? Vacanze a letto, sì, senza festeggiare come abbiamo fatto normalmente. Altro che cenoni, serate e veglioni con gli amici. Le feste natalizie per molti sono state in compagnia di febbre, raffreddore, mal di gola, dolori articolari e stanchezza. Una situazione che ha avuto ricadute su ambulatori di medici di famiglia, sui pronto soccorso, ma anche sulle farmacie, prese d'assalto durante il periodo delle festività. Abbiamo riscontrato certamente dei casi di influenza accompagnati anche da problematiche gastrointestinali. Normalmente noi diciamo di cominciare in maniera sintomatica, cioè magari tentando un po' di abbassare la temperatura con gli antipiretici, il paracetamolo, l'ibuprofene, e poi valutare anche gli altri sintomi senza andare subito a ricorrere magari a farmaci non necessari. Quindi per esempio l'utilizzo degli antibiotici con cautela. Non solo influenza, a pesare in questi giorni c'è una recrudescenza dei casi di Covid. E per il Covid invece c'è un'attenzione? Sì, questo sì, mascherine, ci disinfettiamo le mani, le cose, come si dovrebbe fare in tutti i posti. Quindi non avete abbassato la guardia? No, ancora fino ad oggi no. Certamente tanti casi di Covid ci sono, riscontriamo uno scarso interesse verso la vaccinazione, quindi soprattutto dico i fragili, ma i fragili sono tanti, non sono soltanto gli anziani ma anche a patologie croniche. E se sono già 1 milione gli italiani a letto, il vero picco secondo gli esperti è previsto proprio durante questa prima settimana dell'anno. Mai così poca pioggia a dicembre. I numeri del Servizio Meteorologico Regionale registrano dati simili solo nel 1921. Luca Ciliberti. Il mese di dicembre appena trascorso sarà ricordato come il mese meno piovoso degli ultimi 102 anni. Secondo le analisi delle serie degli annali idrogeologici, mai infatti in Sicilia dal 1921 le precipitazioni erano state così scarse nel secondo semestre dell'anno, risultando, come media regionale, inferiori anche a quelle della grave siccità del 1977. Se attualmente il deficit non risulta così grave nei bilanci pluviometrici a medio termine, è solo grazie alle anomali le piogge dei mesi di maggio e giugno, i cui eccessi tuttavia più che apportare benefici determinarono danni significativi a diverse colture. Sulla rete SIAS, Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano, il mese di dicembre ha fatto registrare un accumulo medio stimato in 30 mm di pioggia. Il numero medio di giorni piovosi è stato pari a 5, ampiamente variabili tra gli 0 eventi registrati ad Agira nell'Ennese agli 11 giorni di Pantelleria. La fascia tirrenica ha goduto di un numero di
giorni piovosi più elevato della media, in genere tra i 6 e i 9 giorni, mentre risultano penalizzate dagli eventi, in genere con soli 2-4 giorni piovosi, soprattutto le province di Agrigento, Enna e Caltanissetta. Tra le stazioni SIAS, il massimo accumulo mensile è stato registrato dalla stazione di Naso nel Messinese con 130 mm in 8 giorni piovosi, mentre il massimo accumulo giornaliero è stato registrato il giorno 15 dicembre a Termini Imerese in provincia di Palermo con 33 mm di pioggia. Giallo sulla morte di Concetta Conti, l'80enne trovata cadavere all'interno del suo appartamento al centro di Agrigento. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che da giorni non avevano notizie della signora vedova e senza parenti in città. Potrebbe trattarsi di morte naturale, ma ci sono alcuni elementi che impongono cautela, tra questi una ferita alla testa che sono al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Agrigento. La porta d'ingresso dell'abitazione sarebbe stata trovata danneggiata e alcune stanze all'interno dell'abitazione messe a soqquadro. Un nordafricano di 55 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Catania, intervenuti in un'abitazione nei pressi della Playa. L'uomo ubriaco aveva minacciato di morte con un cacciavite la moglie. La donna catanese ha raccontato ai carabinieri che suo marito non era nuovo ad atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti e nel corso degli anni l'aveva minacciata più volte di morte. Condanna all'ergastolo definitiva per Corrado Spataro, 39 anni, per l'omicidio di mafia del partinicese Giuseppe Lobaido. La vittima, 36 anni, fu trovato nel suo fuoristrada nel luglio del 2007. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, ritenendo il ricorso dell'imputato inammissibile. E cambiamo argomento. Se in Italia il numero di morti sul lavoro registra una lieve flessione, la Sicilia peggiora. Sono dati forniti dall'INAIL. Si muore soprattutto nei cantieri edili del superbonus. Catania e Palermo le province più a rischio. Veronica Barbarino. Morire in fabbrica, nei campi, in qualsiasi luogo di lavoro è inaccettabile per un paese civile, soprattutto quando dietro gli incidenti si scopre la mancata o non corretta applicazione di norme e procedure di sicurezza. Se in Italia il numero dei morti sul lavoro registra una lieve flessione, la Sicilia peggiora. È il quadro che si delinea dai dati forniti dall'INAIL. Si muore soprattutto nelle fabbriche e nei cantieri, alcuni pompati dal superbonus e spesso finiti in mano a imprese nate sull'ondata dei fondi concessi dallo Stato. Catania e Palermo, le province più a rischio, seguono Messina e Siracusa. Maggiore formazione, maggiore controlli, ma soprattutto una cultura che deve partire sin dalle scuole, in cui la sicurezza deve essere la prima base di ogni cosa, al di fuori anche del problema occupazionale. La fascia d'età numericamente più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni. Dai dati emerge che tra le donne i decessi avvengono nel percorso casa-lavoro e preoccupante risulta il numero di stranieri deceduti in occasione di lavoro. Su una forza che rappresenta circa l'8% del totale nazionale, le vittime sono il 18,5% del totale. Dopo i bonus già in vigore sulle tratte Roma e Milano, la Regione studia nuovi sconti per i collegamenti aerei da Catania e Palermo con i principali scali del nord. Luca Ciliberti. Non solo Roma e Milano, bisognerà estendere a tutte le tratte aeree che collegano Catania e Palermo al nord gli sconti. La regione è ancora in campo per contrastare il caro voli che proprio in questi giorni pesa nelle tasche dei pendolari siciliani costretti a pagare cifre pesantissime per i biglietti aerei. Un obiettivo a medio termine che potrebbe concretizzarsi nel periodo di Pasqua, così come ci confermano fonti dall'assessorato regionale trasporti che sta lavorando direttamente con la presidenza della regione siciliana per ritagliare una spesa di circa 20 milioni di euro da mettere sul piatto per gli sconti. L'idea del presidente Schifani e dell'assessore Rico è quella di estendere i rimborsi attualmente applicati solo a chi viaggia su Roma e Milano, almeno le cosiddette fasce deboli, ovvero invalidi con percentuali superiori al 67%, studenti fuori sede e cittadini con ISEE inferiore ai 9.360 euro. Inglobando così i collegamenti con le principali città del nord, da Bergamo a Verona fino a Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Genova e Torino.
Finora, nella prima operazione contro il caro voli, la Regione ha investito 25 milioni. La parte aggiuntiva, ovvero gli altri 20 milioni di euro, potrebbero arrivare con un emendamento in finanziaria subito dopo le feste. In questi giorni la Regione ha prorogato al 31 dicembre del 2024 i termini di durata delle concessioni demaniali marittime in Sicilia, in scadenza il 31 dicembre del 2023. Con un altro emendamento alla finanziaria in discussione all'Ars si chiederà anche la possibilità di un ulteriore slittamento alla fine del 2025 nel caso in cui non fosse ancora possibile bandire le gare, così come prevede il milleproroghe. La liberalizzazione prevista dal governo nazionale recependo una direttiva europea non piace alle aziende del settore, che potrebbero perdere le loro attività, dicono, in favore delle grandi multinazionali. E una giovane di 25 anni è morta stamattina a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, a seguito di un arresto cardiaco. Inutile il tentativo di rianimarla da parte dei sanitari del 118, studentessa universitaria prossima alla laurea. Nei giorni scorsi aveva avuto la febbre alta per uno stato influenzale e stamattina all'improvviso un arresto cardiaco. E parliamo del Capodanno, un Capodanno a due facce a Palermo, folla spensierata in piazza Ruggero VII al concerto con Elodie protagonista. In periferia, tra petardi e incendi ai cassonetti, si è passati al nuovo anno con lo stesso copione del 2023. Marco Gullà. Se in piazza Ruggero VII il Capodanno a Palermo scorreva tra allegria e la musica di Elodie, in periferia e in provincia i quartieri erano illuminati solo dallo scoppio di petardi e giochi d'artificio, nonostante l'ordinanza del sindaco La Galla l'avesse vietato. 4 feriti in città per i botti di fine anno, un uomo di 45 anni e un altro di 39 e 2 giovani di 20 e 26 anni curati all'ospedale civico. Dopo le prime medicazioni al pronto soccorso, 2 di loro sono stati ricoverati in chirurgia plastica per trauma complesso della mano a seguito di scoppio di petardo. Gli altri sono stati dimessi dopo la medicazione. L'auto di un avvocato inoltre è stata colpita in pieno da un petardo. Sono vivo per miracolo, ha detto. Un petardo, uno dei classici botti, ha centrato la mia macchina con me dentro, ha detto il legale che stava percorrendo via Libertà. Sempre in via Libertà, ma a Capaci, ha preso fuoco il balcone di un appartamento al primo piano dove gli inquilini erano fuori a festeggiare l'inizio dell'anno. Per fortuna nessun ferito. Intanto neanche la prima notte dell'anno è trascorsa a Palermo senza incendi ai rifiuti, anzi la situazione è anche peggiorata con una raffica di roghi che si sono concentrati tra Lo Sperone e Brancaccio. Almeno una quindicina gli incendi che dalla prima serata di ieri sino alle 2 di notte hanno interessato questa vasta porzione periferica della città di Palermo. Cassonetti incendiati anche tramite petardi, un territorio sempre più attanagliato dai problemi infiniti legati allo smaltimento della spazzatura, con le evidenti difficoltà della RAP, la società che gestisce il servizio. E adesso Messina, petardi contro la polizia la notte di Capodanno nel quartiere Bordonaro. Il sindaco Basile, ora tolleranza zero. Francesco Triolo. Botti e falò in strada a dispetto dell'ordinanza del sindaco che ne vietava l'utilizzo per la notte di Capodanno. In provincia di Messina sono stati 5 i feriti per lo scoppio di petardi, ma quel che ha fatto scattare la rabbia del primo cittadino, Federico Basile, sono stati i diversi sequestri di cataste di legno e quelle date alle fiamme in diversi punti della città. Oltre ad un episodio di cronaca che la sera del 31 ha visto protagonisti gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini di Messina Servizi per la rimozione del legname nel quartiere di Bordonaro. Di qualcuno evidentemente infastidito ha iniziato a lanciare petardi contro chi stava compiendo solo il proprio lavoro. Giorno 1 abbiamo fatto un intervento per togliere le cataste di legno che si erano accumulate in una zona della città in cui probabilmente fare il falò è una tradizione, e puntualmente la notte non solo è tornata la catasta di legno, ma c'è stato questo elemento che sicuramente non aiuta l'ordine pubblico, anche con comportamenti un po' aggressivi da parte di chi l'ha fatto. Io comprendo che c'è lo spirito di festeggiare, lo comprendo appieno. C'è stato anche un altro falò che hanno fatto in mezzo alla strada in un'altra zona della città, a Gravitelli. Io credo che comunque ci debba essere un senso di rispetto diverso verso la propria città. Sequestri di legname sono stati effettuati anche all'interno del cortile di una scuola nella zona di Giostra, mentre lo stesso sindaco Basile la notte di Capodanno si è trovato di fronte un falò proprio in mezzo ad una delle strade più trafficate di Messina.
È Angelo Giudice, 74 anni, siracusano, ex primario dell'unità operativa complessa chirurgia dell'ospedale Umberto I di Siracusa, la vittima dell'incidente avvenuto ieri sera sulla strada statale 194 Modica Pozzallo. 6 feriti, tra cui 2 bambini, uno di 6 anni, siracusano, ricoverato in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro frontale è avvenuto tra un Opel diretta a Modica e una Fiat che viaggiava verso Pozzallo. La procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. L'emergenza migranti non ha fine. Il clima mite di Capodanno ha incoraggiato le traversate nel Mar Mediterraneo, ma non si hanno più notizie di 4 barche dopo l'SOS raccolto da Alarm Phone. Davide Sarto. Ci sarebbero alcune imbarcazioni disperse nel mare Mediterraneo del quale non si hanno più notizie da oltre 2 giorni. La denuncia è di Alarm Phone, l'associazione di volontari che si occupa di segnalare richieste di soccorso in mare, che ha raccolto l'SOS di 6 barche colme di migranti cui nessuno sembra aver dato aiuto. Delle 6 carrette del mare, di ben 4 non c'è più traccia e si teme il peggio. Potrebbe esserci stata una nuova strage di migranti in mare. Il nuovo anno inizia dunque esattamente come si è concluso, con tante imbarcazioni che sfidano il freddo e il mare agitato, con a bordo decine di migranti che rischiano la vita. Dopo settimane di meteo ostile, i recenti giorni di bonaccia hanno incoraggiato e sostenuto da Natale e Capodanno le partenze dall'Africa dei migranti diretti soprattutto in Sicilia attraverso Lampedusa, la porta d'Europa. Centinaia di extracomunitari, inseguendo una speranza di futuro e di vita, hanno abbandonato i lager libici d'attesa d'imbarco e hanno affrontato il Mediterraneo con l'incubo sempre più ricorrente delle deportazioni in Tunisia. A Capodanno a Lampedusa si sono susseguiti 4 sbarchi con l'approdo di centinaia di migranti ospiti dell'hotspot dell'isola. E l'emergenza sembra non placarsi, perché dalla Tunisia si continua a salpare anche con piccole e insicure imbarcazioni. La Guardia Costiera tunisina ha bloccato 13 tentativi di migrazione irregolare, intercettando 188 persone a bordo di varie imbarcazioni al largo delle proprie coste. Dell'operazione sono state arrestate 5 persone tra organizzatori e intermediari di traversate. Sotto sequestro 10 barche di ferro e 8 motori marini. 2 palermitani sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di un tentato furto e di un altro riuscito, avvenuti a Bagheria tra aprile e giugno dello scorso anno con il cosiddetto metodo della spaccata. I 2 si trovano adesso in carcere a Termini Imerese. E cambiamo argomento. Dopo le grandi abbuffate delle feste, molti fanno i conti con la bilancia. Per perdere qualche caloria c'è chi fa una passeggiata a piedi o in bici. Sentiamo i consigli del professore calabrese. Francesco Aloi. Passati Natale e Capodanno, osservata speciale la bilancia. Dopo le grandi abbuffate, con tavolate imbandite di cibo, a qualcuno spuntano i sensi di colpa. 6 chilometri per recuperare oggi. Almeno così ci teniamo in forma per il nuovo anno. Così si cerca di perdere qualche caloria di troppo. Primi, secondi e panettoni hanno lasciato il segno. Adesso è l'ora di recuperare. Per perdere qualche caloria e per far passeggiare una bimba di 20 mesi mentre i genitori lavorano. Una passeggiata all'aria aperta, una corsa o un giro in bici. Lo sport fa sempre bene. Sempre, tutti i giorni, regolarmente la facciamo. 3 volte al giorno anche. Col mio cagnolino. Chi vuole perdere peso però deve fare sempre attenzione, no alle diete generalizzate scaricate dal web, ma è importante affidarsi sempre ad un nutrizionista. Certo, muoversi è la cosa più importante, fare 10.000 passi al giorno significa 4,5 km, 5 km camminando, non c'è bisogno di correre, se poi uno si sente di correre ancora meglio. E poi mi raccomando, triplichiamo le verdure. Dimezziamo i grassi, manteniamo la giusta dose di proteine. Per favore, non fate diete iperproteiche o ketogeniche, seguite la dieta mediterranea, 5 piccoli pasti, più legumi, più verdura, più frutta, meno grassi animali. Mentre si continua a correre, c'è chi è in attesa dell'ultima grande abbuffata, quella dell'Epifania. Grande successo per il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini. L'evento è stato trasmesso in diretta su Antenna Sicilia e in streaming sulla siciliaweb.it. Francesco Triolo.
Un grande evento che ha accolto il 2024 nel segno della musica. È stato un successo il tradizionale concerto di Capodanno andato in scena ieri al Teatro Massimo Bellini e che è stato trasmesso in diretta su Antenna Sicilia in streaming sulla Sicilia Web. Un'occasione per il pubblico televisivo e del web che ha avuto la possibilità di ascoltare le melodie dei valzer e delle polche con un percorso musicale che ha portato anche a celebri pagine sinfoniche. Un itinerario ideale nello spazio e nel tempo tra 800 e 900 attraverso autori e paesi europei ed oltreoceano. Sul podio l'autorevole bacchetta di Ekerhard Stier, direttore e ospite principale alla guida della pluripremiata orchestra dell'ente, che ha condotto l'orchestra del Bellini in un programma di musica di Bellini, Tchaikovsky, Gounod, Mascagni, Chateaubriand, Brahms e Johann Strauss. Ad aprire il concerto di Capodanno è stata una sequenza di brani di Vincenzo Bellini con la maestosa sinfonia di Norma, quindi valzer e le incursioni nel repertorio russo e nelle danze ungheresi, un'antologia alla quale si è aggiunta la prima assoluta commissionata dal teatro al compositore catanese Matteo Musumeci. Adesso una pausa, torniamo tra poco. Bentornati al TG Sicilia, adesso lo sport. Apre ufficialmente oggi la sessione invernale di calcio mercato. Siciliane però già al lavoro da giorni per irrobustirsi in vista dei rispettivi gironi di ritorno. Marco Gullà. Via riapre oggi ufficialmente il calciomercato e si attendono le prime ufficialità in Cassa Catania. L'esterno offensivo Emanuele Cicerelli dovrebbe essere il primo di una serie di innesti che il Catania effettuerà. Dopo la cessione di Sarà al Siracusa potrebbe essere in partenza anche Giuseppe De Luca e poi ci sono richieste per Mazzotta, Lorenzini, Ladinetti e Rapisarda. Per la difesa il nome nuovo è quello dell'ex ternana Ivan Kontek, oggi all'Entella. Passiamo al Palermo, l'obiettivo dei rosanero è quello di inserire 2-3 nuovi innesti. Il club siciliano ha effettuato un sondaggio per 2 giocatori che stanno trovando poco spazio a Lecce: Lorenzo Venuti, difensore che gioca sulla fascia destra, e Nicola Sansone, esterno offensivo di piede destro. Entrambi i nomi si vanno ad aggiungere agli altri giocatori già sondati come Caso, Zerbin e Dickman. In uscita ci sono Valente e Soleri, ma al momento non ci sono trattative aperte per loro. Messina, che al momento ha aperto il corridoio delle cessioni. Dopo Ferrara e De Matteis, a salutare sono stati anche il difensore Darini e l'attaccante maltese Andrea Zammit. I prossimi a dire addio dovrebbero essere Luciani e Cavallo, ma il club peloritano al contempo si muove anche in entrata. Il direttore sportivo Domenico Roma sta chiudendo un paio di operazioni già definite, quelle con il Cosenza per il terzino sinistro Dario Lavardera e l'attaccante Alessandro Arioli. Il colpaccio però dovrebbe essere quello di Marco Rosafio, l'attaccante in uscita dalla SPAL. E adesso la pallavolo, Farm Italia Saturnia ha esonerato il tecnico Silva. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata al signor Giuseppe Bua. E con questa notizia ci fermiamo. Grazie per averci seguito e buona serata.